Sì, abbiamo invitato il vice sindaco, assessore ai lavori pubblici e alla cultura, anche Luigi Bagnariol, cariche che ricopre appunto a Cinto Camaggiore. Lei non suona nessuno strumento, signor vice sindaco? No. Però le suona agli avversari? Beh, io... O anche alla maggioranza? No, diciamo che io sono impegnato e quando mi impegno cerco di lavorare e di avere dei risultati, quindi non è che io parta con pregiudizi. Io lavoro per ottenere alcuni obiettivi. Senta, ma è vero, io ho captato qualche rumors a Cinto Camaggiore che in giunta è già nato qualche piccolo contrastino? No, Chiacchiere? che mi sia accorto io, no, perché in giunta parliamo tranquillamente, abbiamo sempre votato all'unanimità. È evidente che ci sono quelli che hanno 10 anni di esperienza e di assessorato e quelli nuovi, quindi può darsi che... Sono un po' troppo esuberanti questi nuovi? No, è giusto che portino le loro idee, perché un rinnovamento ci vuole, insomma. Senta, a livello di infrastrutture, di lavori pubblici appunto, campo che lei segue molto bene, quale sarà la prossima opera che verrà realizzata a Cinto Camaggiore? Beh, adesso stiamo completando alcuni lavori importanti come la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e l'impianto fotovoltaico del plesso scolastico, la pista ciclabile che dal centro di Cinto arriva fino al confine della provincia di Pordenone, la sistemazione di via Udine e l'intervento più importante che è quello del parcheggio del centro di 100 posti. Queste opere stanno per completare e saranno inaugurate in settembre-ottobre. Poi ci sono altri interventi che sono già programmati, come la sistemazione della via 24 maggio, l'incrocio di via Zamper, tutta una serie di interventi che stiamo programmando e in settembre il sindaco presenterà al Consiglio come programma di legislatura. Bene, ringraziamo dunque Luigi Bagnariol, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, era il nostro ultimo ospite qui dalla redazione veneta di Portogruaro. Non ci sono ulteriori novità, quindi la linea torna alla redazione centrale di Pordenone. Grazie a tutti e a risentirci.